Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è mercoledì 18 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:44 e tramonta alle 17:42. La luna si leva alle 7:45 e cala alle 18:30. Oggi la chiesa festeggia Santa Costanza. Il nome Costanza deriva dal latino e significa colei che ha fermezza. Fu molto utilizzato negli ambienti cristiani in quanto riferito alla fede. Oggi, 18 febbraio, ricorre la giornata internazionale del risparmio energetico. Per risparmio energetico si intendono tutti gli interventi e le tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre i consumi di energia e gli sprechi. Questa celebrazione è dedicata alla promozione dell'efficienza energetica e alla sensibilizzazione per sostenere l'ambiente. Oggi festeggiamo Roberto Baggio, il divin codino che compie 59 anni. Baggio è stato uno dei più grandi campioni del calcio italiano e mondiale. Ha iniziato a giocare a Vicenza, poi è passato alla Fiorentina, dove è diventato l'idolo dei tifosi. Nel 1990 è stato acquistato dalla Juventus, ha anche vinto il Pallone d'Oro e il FIFA World Player nel 1993. In nazionale ha partecipato a 3 mondiali, segnando 9 gol. Nel 1994 ha trascinato l'Italia in finale contro il Brasile, ma ha sbagliato il rigore decisivo. Baggio ha chiuso la sua carriera nel 2004. Oggi festeggiamo anche Alessandra Mastronardi, l'attrice italiana che spegne 40 candeline. Alessandra ha debuttato in TV nel 1998 con la serie Amico Mio 2, ma il suo successo è arrivato nel 2006 con I Cesaroni, dove ha interpretato Eva, la figlia ribelle di Claudia Mendola ed Elena Sofia Ricci. Nel 2009 ha vinto il premio come miglior attrice al Roma Fiction Fest. Nel 2011 ha lavorato con Woody Allen nel film To Rome with Love, ambientato nella capitale italiana. Ha recitato anche in altre serie TV come Romanzo Criminale, L'Allieva e Master of None. È il turno di John Travolta, il mito di Grease e la febbre del sabato sera che oggi compie 72 anni. John è nato in New Jersey da una famiglia di origini italiane e irlandesi. Nel 1977 ha conquistato il mondo con La febbre del sabato sera, dove ha ballato e cantato sulle note dei Bee Gees. L'anno dopo ha ripetuto il successo con Grease, il musical ambientato negli anni 50, dove ha recitato con Olivia Newton-John. Nel 1994 ha avuto una rinascita artistica con Pulp Fiction, il film di Quentin Tarantino, che ne è valso una seconda nomination per l'attore agli Oscar. Una Torino festante e tappezzata di tricolori accolse il 18 febbraio del 1861 la prima seduta del Parlamento dell'Italia Unita. Completata l'unificazione geografica, a parte Roma, bisognava costruire da zero quella amministrativa, economica e sociale. Cosa sono gli acceleratori di particelle? Come intendiamo dalla parola stessa, sono apparecchi che accelerano delle particelle, portandole fino a velocità prossima a quella della luce. Ma come funzionano? Usano campi elettrici e potenti campi magnetici per creare un fascio di particelle. Molti acceleratori sono circolari in modo che le particelle possano percorrere numerosi giri, aumentando ogni volta la propria energia, prima di scontrarsi o arrivare su un bersaglio. Buongiorno ai 12, oggi una romanticissima luna in pesci congiunta a Venere e Mercurio ci parla d'amore, ci parla di sogni, ci parla di concretizzazione e realizzazione dei sentimenti. Vediamo come. Ariete, per voi oggi i sentimenti sono molto romantici, forti, belli, sentiti. Vi viene ad abbandonarvi, ma con una lucida razionalità che Saturno vi conferisce comunque. Toro, per voi oggi è una giornata molto movimentata, la bella Venere fa fare su e giù con i sentimenti. Oggi sentirete forte e riscoprirete l'importanza nel vostro cuore, nelle persone che amate. Gemelli, è una giornata oggi molto interessante, la luna solleticherà anche voi, visto che si aggancerà un Mercurio che seppur retrogrado è trainato da Giove e dalla luna, quindi dai sentimenti e dalle ambizioni positive. Cancro, per voi oggi il cielo brilla un po' di più, luna di trigono per voi che si aggancia a Giove, che ospitate nei vostri gradi, un trionfo, anche perché la congiunzione con Venere realizza un vostro desiderio
desiderio d'amore. Leone, per voi è una giornata piacevole visto che la luna si è tolta dall'opposizione, per cui i sentimenti tornano a posto e tutto sembra filare per il meglio. Vergine, per voi oggi è una giornata molto piacevole e interessante, una giornata di dialogo, di scambio, una giornata che deve assolutamente avere a che fare con tutti i componenti del vostro staff, delle vostre aree sociali, ma anche di quelle affettive. Dovrete cercare di essere sempre più disponibili verso chi presenta delle novità che possono essere valutabili. Bilancia, per voi oggi Plutone vi rassicura un po' su tutto quello che sono le trasformazioni che state operando in seno al vostro contesto. Avere dei dubbi? Beh, sì, è da persone intelligenti, ma non è questo il caso, andate sicuri. Scorpione, per voi oggi è una giornata che vede ancora Marte muoversi in maniera contraria al vostro cielo, il Sole invece attenua, ma è la Luna e Venere che risolvono un po' tutto oggi, complice anche Mercurio. Oggi passerete una bella giornata d'amore. Sagittario, per voi oggi è una giornata particolarmente piacevole per tutto quello che riguarda alcune faccende che sembrano inserirsi in un ambito molto complesso per quello che riguarda ordini, programmazione, ma soprattutto i progetti che volete portare al termine per stare meglio economicamente e anche in due. Capricorno, la vostra giornata oggi con un Saturno così immerso nelle acque di Nettuno e nel fuoco di Marte sembra essere un po' una contraddizione in termini, ma è la giusta posizione che serviva per farvi rendere conto che in fondo ai vostri sentimenti c'è una base più solida di quella che non pensate. Acquario, per voi è una giornata molto bella e piacevole, potrete comunque godere del fatto che delle novità economiche possono allargare i vostri orizzonti. Pesci, per voi oggi la giornata e le stelle, i pianeti vi rendono protagonisti ed è proprio oggi una dolce esplosione affettiva quella che caratterizza un po' i dettami del vostro cielo. I pianeti si muovono perché in famiglia e nell'amore ci sia armonia e dialogo. Armonia. Oggi è un nome che fa rima con cultura. Era il 18 febbraio del 1925 quando Giovanni Treccani fondò l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Essa dal 1929 al 1937 pubblicò 35 volumi di testo e uno di 11. Fu la più grande enciclopedia biografica italiana e ancora adesso, migliaia di aggiornamenti più tardi, è la più autorevole. Un modo di dire molto usato è «le bugie hanno le gambe corte». Questo significa che le bugie vengono sempre smascherate e che non possono durare a lungo. Questa espressione ha un'origine letteraria, precisamente da una favola di Fedro. La storia racconta di un artigiano che scolpì una statua chiamata Verità. Il suo apprendista volle imitarlo facendo una statua uguale, ma gli mancò l'argilla per fare i piedi e le gambe, che rimasero corte. Da qui il proverbio che suggerisce che le bugie sono facilmente riconoscibili e non possono reggersi in piedi. Oggi parliamo di Giovanni Passannante, l'anarchico che nel 1878 tentò di uccidere il re Umberto I. Odiava la monarchia e il potere e per questo decise di compiere un gesto estremo. Il 17 novembre del 1878 a Napoli si avvicinò al re e al presidente del Consiglio Cairoli che erano in una carrozza e li aggredì con un coltellino. Il re fu ferito mentre Cairoli lo difese con il proprio corpo. Passannante fu subito arrestato e processato, fu rinchiuso in una cella orribile sull'isola d'Elba, dove subì torture e umiliazioni. Dopo 10 anni fu dichiarato pazzo e trasferito in un manicomio, dove morì. E anche oggi ci salutiamo con la nostra affezionata frase del giorno. Alcune persone sono anziane a 18 anni e altre giovani a 90. Il tempo è un concetto creato dall'uomo. Grazie per averci seguito anche oggi, noi torniamo domani per un appuntamento dell'Almanacco pieno di curiosità, modi di dire e personaggi famosi. Non mancate! Buona giornata dalla vostra Jaire!